europei per finanziare il Bosco dello Sport di Tessera. Ora anche il ministro Salvini definisce il progetto una scelta bizzarra, l'intenso carteggio tra Italia Nostra e Commissione europea. Per la morte sul lavoro del 57enne di Cona è stato indagato il responsabile della ditta di Campagna Lupia in cui è avvenuto l'incidente. Domani presidio della CGIL. Il coordinamento No Inceneritore di Fusina deposita in regione oltre 5.000 osservazioni sul grave impatto ambientale che provocherebbe la realizzazione dell'opera. Controlli della Guardia di Finanza ai caselli autostradali, compresa Venezia Est. Le Fiamme Gialle di Treviso hanno sequestrato un'ingente quantità di gasolio di contrabbando. Casa, lavoro e servizi, decine di associazioni manifesteranno domenica in Campo Sant'Angelo su come utilizzare i fondi della legge speciale per Venezia. Domani il patriarca, Monsignor Francesco Moraglia, sarà a Mestre per le celebrazioni dei 60 anni della parrocchia San Marco. Prima di lui ci fu il passaggio di Papa Albino Luciani. È ancora viva l'emozione per il trial notturno Venice Marathon che ha portato 5.000 atleti a correre in città per 6 km e 51 ponti. Martedì verranno presentate le novità per la maratona del 22 di ottobre. Buonasera, ben ritrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali e dunque lo avete sentito, appare sempre più improbabile che arrivino davvero fondi europei per finanziare il Bosco dello Sport di Tessera e ora anche il ministro Salvini definisce il progetto una scelta bizzarra. Italia Nostra svela lo scambio di documenti con la Commissione europea. I fondi europei vengono assegnati con dei principi molto rigidi. Uno di questi principi è il non consumo di suolo e il non creare danni permanenti all'ambiente. Nel caso di Venezia, questi due principi verrebbero completamente stravolti. I fondi europei per costruire il Bosco dello Sport di Tessera sembrano allontanarsi sempre di più da Venezia. Che Italia Nostra sostenga che i soldi del PNRR non si possano spendere per costruire uno stadio e un palazzetto è noto. Meno noto forse è che si tratta sostanzialmente della stessa posizione espressa anche da Matteo Salvini. In un'intervista al Gazzettino, il vicepresidente del Consiglio e segretario nazionale del partito, che esprime il vice sindaco e 2 assessori comunali della Giunta Brugnaro, si domanda come nascano questi dossier. Se ti danno dei soldi per la sostenibilità, l'innovazione e la riduzione delle emissioni, ma tu li usi per uno stadio, dice Salvini, evidentemente fai una scelta quantomeno bizzarra. Oltre ad un ricorso al TAR, la sezione veneziana di Italia Nostra, col supporto della direzione nazionale, ha attivato un intenso dialogo con la Commissione europea attraverso un fitto scambio di documenti. Tiziana Penzo fa parte del direttivo di Italia Nostra Venezia. Ci hanno anche, diciamo, tra virgolette, chiesto dei chiarimenti e hanno cominciato a capire che si trattava non di un bosco dello sport nel senso di una riqualificazione urbana e di una rigenerazione urbana. Non c'è niente da rigenerare lì, si tratta di un terreno agricolo, di prati verdi e in cui non ci sono degenerazioni di nessun genere, degradazioni, non c'è nessun degrado da curare. L'Europa ha chiarito, i soldi per il Bosco dello Sport non li usate, quindi dovremo trovare un'alternativa, ha detto sostanzialmente Salvini al Gazzettino. Se così fosse, resta da vedere anche che fine faranno e se mai arriveranno i 90 milioni che Venezia doveva ricevere per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, vediamo se riusciamo a farvi vedere le immagini, è appena arrivato poche ore fa a Odessa perché aveva promesso al suo omologo, il sindaco, di raggiungerlo nella città naturalmente ucraina sotto l'assedio russo, raggiungerlo per rinsaldare il gemellaggio che era stato, lo sapete, sottoscritto a Venezia. Vediamo se riusciamo a proporvi questo video che ha postato su Twitter Brugnaro. In questo momento non parte, vediamo se va. Già programmare, dice, quella che è la ricostruzione della città perché è stato sottoscritto in municipio un protocollo. Dobbiamo già pensare alla ricostruzione di domani, ha scritto su Twitter Brugnaro, quando questa terribile guerra sarà finita. Naturalmente le due città sono due importanti porti e hanno molte caratteristiche in comune, magari ci torneremo dopo. Andiamo alla cronaca. Per la morte sul lavoro del 57enne di Cona è stato indagato il responsabile della ditta di Campagna Lupia in cui è avvenuto l'incidente.
La Procura di Venezia ha iscritto nel registro degli indagati Benito Simone Mozzillo, il responsabile della sede di Campagna Lupia dove lavorava il 57enne albanese residente a Cona da oltre 20 anni, Arben Sagliu, morto mentre eseguiva una saldatura. In base a quanto riferito dai familiari, nel pomeriggio del 4 aprile Sagliu era in azienda e invece di svolgere le solite mansioni da addetto alla piegatura dei metalli, gli era stato affidato il compito di saldare. Il 57enne si sarebbe così ustionato e il giorno successivo, dopo essere andato in arresto cardiaco, sarebbe peggiorato perdendo la vita. Sempre secondo il racconto dei familiari, quel giorno non sarebbero stati allertati i soccorsi sul posto di lavoro e il titolare avrebbe incaricato un altro operaio di portare Sagliu all'ospedale di Piove di Sacco, dicendogli di riferire ai medici che si era ustionato nel giardino di casa. Importante sarà l'esito dell'autopsia. Intanto domani la CGIL ha organizzato un presidio davanti alla sede dell'azienda. E il coordinamento No Inceneritore Fusina ha depositato in regione oltre 5.000 osservazioni sul grave impatto ambientale che secondo il coordinamento provocherebbe l'opera. Oggi abbiamo depositato oltre 5.000 osservazioni che sono state elaborate dai comitati e fatte proprie da moltissimi cittadini che hanno voluto partecipare, al processo di valutazione di impatto ambientale, dimostrando che sono contrari al progetto di Eni. È quasi mezzogiorno quando Mattia Donadella esce dagli uffici della regione di Calle Priuli a Venezia assieme ad altri membri del coordinamento No Inceneritore Fusina. Le migliaia di osservazioni sull'impatto ambientale dell'opera appena depositate esprimono la contrarietà di chi denuncia il progetto dell'inceneritore destinato a smaltire i fanghi contaminati di tutto il Veneto come una pericolosa minaccia per la salute. La questione più importante è quella che riguarda i PFAS, che sappiamo ci sono nei fanghi perché lo ammette la stessa Eni, e il problema è che nello studio di impatto ambientale questo problema dei PFAS non è stato per niente valutato, quindi questo è un punto. Poi ci sono una sottovalutazione rispetto anche agli altri impatti, quindi sulla matrice aria, quindi i fumi, sull'acqua, quindi sugli scarichi e su molte altre aspetti che riguardano per esempio le zone naturali, le zone SIC, ZPS come la Laguna di Venezia, tutte cose che non sono state valutate adeguatamente. Secondo il coordinamento No Inceneritore Fusina, che riunisce decine di associazioni del territorio, ora ci vorranno sicuramente dei mesi prima che le osservazioni vengano valutate dagli uffici regionali e inizino ad arrivare le prime risposte. Noi seguiremo passo passo quello che la Regione andrà a fare in questa istruttoria e chiaramente nel frattempo ci stiamo preparando a forti mobilitazioni. Lo dico fin da subito, il 27 maggio ci sarà un'intera giornata di mobilitazione a Malcontenta con tutti i comitati che confluiranno in quello che è il paese simbolo perché è il più vicino all'impianto e il più colpito. Continua il pugno di ferro contro gli irregolari nel territorio. La polizia ha emesso 9 provvedimenti di espulsione in linea con le direttive del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Nell'ambito del contrasto all'immigrazione clandestina, un cittadino albanese è stato prelevato dal carcere di Santa Maria Maggiore e scortato su un volo diretto a Tirana, così per altri 4 cittadini marocchini senza i requisiti di soggiorno. Un'ulteriore espulsione con intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni è stata emanata nei confronti di un nigeriano con precedenti per reati contro la persona. L'attività è stata condotta dai poliziotti dell'ufficio immigrazione in collaborazione con Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale. E controlli della finanza ai caselli autostradali. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato nel Trevigiano un'ingente quantità di gasolio di contrabbando. Partenza da Lipsia, in Germania, destinazione la provincia di Napoli e di qui Malta. In mezzo il territorio del nord-est. Il tir con 24.000 litri di gasolio di contrabbando, al volante un autista romeno, dopo aver fatto ingresso in Italia dal valico di Tarvisio, è stato individuato dai finanzieri del comando provinciale di Treviso durante un controllo al casello di Venezia Est. Il conducente, alla domanda sulla merce trasportata, l'origine e la destinazione del viaggio, ha detto di non conoscere che tipo di prodotto trasportasse e neppure il luogo esatto di consegna finale, esibendo soltanto una lettera che riportava l'indicazione del prodotto, un lubrificante, e i nomi delle società venditrice e acquirente. Ma lubrificante non era. Ad insospettire i finanziari il fatto che sulla base della documentazione per raggiungere la destinazione finale avrebbe dovuto percorrere circa 2.400 km per la sola tratta di andata, il che rendeva l'operazione commerciale del tutto illogica, sia per il tempo impiegato che per i costi, tenendo conto anche del valore della merce. La conferma che si trattasse invece di gasolio e dunque di un prodotto sottoposto ad accisa è giunta dalle analisi svolte dal laboratorio chimico dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Venezia.
Polizia locale anche oggi in via Carducci a Mestre, nei pressi dello stabile ex Telecom, dove ieri sono state trovate 4 persone che lo occupavano abusivamente. La proprietà aveva anche provveduto alcune settimane fa a murare le porte d'ingresso, ma è servito a poco. Nel corso del blitz gli agenti hanno identificato i 4 occupanti, tutti di etnia africana, e uno di loro è risultato clandestino sul territorio italiano e quindi è stato espulso. Casa, lavoro, servizi ai cittadini e tutela del verde della laguna. Decine di associazioni manifesteranno domenica in Campo Sant'Angelo su come utilizzare i fondi della legge speciale per Venezia. 50 anni fa la legge speciale per Venezia fu promulgata per la salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica della città. Quanto sia stato fatto in questo mezzo secolo e quanto invece sia rimasto sulla carta lo lasciamo alla valutazione di ognuno. Quanto invece si potrebbe e dovrebbe fare ora che la legge sarà rifinanziata lo dicono le 60 associazioni che domenica pomeriggio manifesteranno in Campo Sant'Angelo. Innanzitutto sosteneva l'acquisto della prima casa e anche il restauro di abitazioni private con fondo perduto. La seconda cosa era la preservazione appunto della fisicità stessa di Venezia, delle rive dei canali. Le adesioni sono trasversali da tutto il comune, un comune esteso e con molti problemi storicamente in sospeso, da Favaro a Marghera, da Lido a Mestre. Mestre è altro, non è solo cementificazione, non è solo aree commerciali, ma è vivibilità, è tornare a forse un esempio più simile a Venezia, a una cittadinanza che si conosce e che può vivere in un ambiente verde e non per forza adibito a cementificazione e aree commerciali. Dall'entroterra alla laguna, in Campo Sant'Angelo, anche le 35 associazioni di Voga e Vela riunite nel gruppo Insieme. 50 anni fa era stato previsto di mettere in atto alcuni regolamenti che ancora oggi non sono stati messi in atto, come quello ad esempio di omologare un sistema di controllo sanzionatorio della velocità. Dal WWF all'Associazione Guide Scout Cattolici Italiani, passando per la CGIL, in campo si prevedono migliaia di persone. L'eventuale necessità di assistenza medica sarà offerta ad esempio dai Cavalieri di Malta. Lunga la lista di richieste: residenzialità, sanità, trasporti, lavoro. Una manifestazione secondo noi necessaria dal momento che la città soffre, sicuramente sull'aspetto che ci riguarda più da vicino, che è la sostenibilità dei lavoratori che lavorano e vivono nella città di Venezia. Adesso un rapido break, a tra poco. Edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Domani il patriarca Moraglia sarà a Mestre per le celebrazioni dei 60 anni della parrocchia San Marco. Prima di lui il passaggio di colui che sarebbe poi diventato Papa Luciani. Si festeggiano i 60 anni di questa comunità, di questa parrocchia. Esatto, 60 anni dal 1963 al 2023. La data giusta sarebbe il 1° settembre, ma abbiamo pensato di fare questa celebrazione in questa giornata di sabato e poi nella giornata di domenica. A Mestre, fine settimana all'insegna delle celebrazioni per i 60 anni della parrocchia di San Marco Evangelista nell'omonimo viale. In particolare sabato 15 a celebrare la messa solenne a partire dalle 18:30 il patriarca Monsignor Francesco Moraglia. Con lui a concelebrare la funzione anche i vari parroci che in questi anni si sono succeduti. E anche altri vicari parrocchiali che hanno servito questa parrocchia come preti nel corso di molti anni. 60 anni di storia per una comunità che oggi raggruppa circa 4.000 abitanti, con la forte presenza associativa degli Scout Agesci, Mestre 6, Azione Cattolica e dei neocatecumenali. 60 anni che hanno visto anche il passaggio di colui che sarebbe diventato Papa Albino Luciani, già patriarca di Venezia. Così nei ricordi anche di Don Andrea. Io ero un giovane ragazzo, giovane seminarista all'epoca. Me lo ricordo bene. Il patriarca Luciani ha vissuto qui l'esperienza di anche una ordinazione di uno dei parroci della nostra diocesi, di molti preti, ma uno che ha fatto qui molto bene, ha servito molto bene questa comunità. Si tratta di Don Roberto, che adesso è parroco di Chirignago e con cui sono stato 10 anni assieme. L'appello di Don Andrea affinché chiunque prenda parte alle celebrazioni per questa ambita ricorrenza. Magari non ci stessimo in chiesa. Ora a Sant'Erasmo, perché la pioggia di queste ore sta avendo un effetto benefico sulle colture.
A Sant'Erasmo l'arrivo della pioggia è stato accolto in queste ore come una speciale benedizione da tutti i residenti. L'isola vive essenzialmente di agricoltura e da circa una settimana si stanno raccogliendo le prime castraure, che sono una vera e propria eccellenza in quest'isola della Laguna di Venezia, come racconta Stefano Nardin, portavoce dei cittadini e presidente del Comitato Festeggiamenti Sant'Erasmo, isola dove sono rimasti meno di 600 abitanti. Da una settimana abbiamo cominciato la raccolta delle castraure, che è il frutto più prelibato della pianta del carciofo. Finalmente ieri ha cominciato a piovere anche sulla nostra isola e questo è stato veramente un toccasana per le nostre piante e per i nostri ortaggi. Purtroppo il problema persistente della siccità, che ormai ci accompagna da un paio d'anni, è stato molto grave. La siccità ha avuto comunque un effetto molto pesante e prolungato nel tempo. Non può quindi bastare una semplice pioggia di qualche ora a risolvere i problemi di un'annata degli agricoltori locali. E nulla è stato ancora fatto per mettere in funzione l'impianto di irrigazione irrigua che utilizzerebbe acqua depurata per innaffiare i campi. Le parole di Nardin al riguardo sono chiare. E continua ad esserlo. Non ha avuto seguito all'appello che abbiamo fatto anche da questi canali. Qualcuno risponderà? Voltiamo pagina e andiamo ora alla Venice Marathon. Venice Marathon mette le ali, una compagnia aerea di primo ordine entrerà come title sponsor, dando il titolo alla 37esima edizione della corsa che si disputerà a Venezia il 22 ottobre. Non si sono ancora intanto spenti i riflettori sul trail notturno che ha visto gareggiare ben 5.000 atleti in giro per la città attraverso 16 km e il passaggio di ben 51 ponti. Ha un percorso straordinario. Sì, io penso proprio che lo possiamo definire un successo ed è un successo del quale veramente dobbiamo ringraziare soprattutto il grande sforzo organizzativo, la partecipazione dei volontari, tutti i servizi di assistenza che ci sono stati, polizia locale, protezione civile, ripeto, i volontari straordinari che sono distribuiti lungo la città. La gara è stata vinta per la quarta volta da Nicolò Petrin, che ha carato così il poker nel maschile, e da Silvia Sangalli in campo femminile. La parola ai vincitori. È la quarta volta che riesco a trionfare da questa competizione, per me è una corsa molto speciale, essendo anche veneziano in Santa Maria di Sala, e ogni volta è bellissimo. Bisogna dosare le forze veramente sulla prima parte con i ponti e stare molto attenti a varie eventuali distorsioni di caviglie, bisogna stare calmi e dopo la seconda parte via tutta. Una bellissima emozione, sicuramente tanta fatica perché erano molti ponti, ma Venezia è molto suggestiva di giorno ma di notte ancora di più, quindi sicuramente una gara da rifare, molto bella. Su queste immagini noi ci fermiamo, grazie per averci seguito, adesso come sempre le previsioni del tempo e l'edizione di Treviso, arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. Una perturbazione posizionata sul centro Italia influenza parzialmente anche il nostro territorio. Vediamo allora il dettaglio di sabato 15 aprile. Sul Veneto inizialmente tanto sole, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità nel pomeriggio, quando sui monti non mancheranno dei rovesci, in locale sconfinamento anche alle pianure limitrofe. Venti moderati in pianura da nord, temperature stazionarie, minime tra 2 e 7 gradi, massime tra i 13 e i 17 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo degli spazi soleggiati al mattino, poi cielo più nuvoloso con precipitazioni in montagna e anche sulle aree circostanti. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove in cielo si alterneranno tratti soleggiati e annuvolamenti. Sui settori più settentrionali saranno possibili anche delle piogge. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime sui 17-20 all'incirca.
Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.